Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo Zaffanella di Viadana per l'ultimo turno del campionato d'eccellenza regular season. Rugby Viadana ospita la FMCZ Rugby Rovigo Delta. L'Aquilano, buon ritmo del Viadana, ancora dentro, offroad molto bene per Scalvi. Setup centrale, Marco Frate ancora, va a scaricare per Thompson, possibilità di drop, vediamo se la mette, prima 3 punti. Con Appley che scarica su Stefan Basson, la corsa di Stefan Basson, Thompson a chiudere. Buon movimento di gambe dell'argentino che lascia sul posto Basson. Qui Viadana che ricomincia con i propri avanti, ma sin dalle prime battute sta prendendo il largo. Stefan Basson, calcio di punizione, bandierine su 3 pari. Ormai uno dei mediani della nazionale italiana, oltre che della Benetton Treviso. Keanu Appley, la presa, in realtà lui lo vuole giocare velocemente. E erroraccio di Keanu Appley, un'esecuzione molto semplice per l'argentino che non sbaglia, per cui in realtà c'è un problema sempre in questa stabilità, per cui calcio di seconda. Grigolon non aspetta e non perde tempo, parte lui, il ball carrier viadanese, a sfidare la difesa rossoblù. Appenander, la corsa di Brex. Ancora l'argentino, perde l'ovale, Denis Majstorovic ritorna sui suoi piedi, cambia ancora idea, Stefan Basson fuori dai 22, il calcio. Però tutto fermo perché c'è una partenza in fuorigioco di Brex. Il folletto di Ceres prende la rincorsa, impatta sull'ovale che finisce proprio in Italia. La pressione su Edo Ruffolo. È stato buono l'impatto, presenta l'ovale Ruffolo. Pallone a Ricky Loro. Oh! Eccolo, Orson serenamente in mezzo ai pali, bandierine su. Molto bassi i due pacchetti. Prova l'avanzamento Rovigo. Riesce in questo momento a spingere. Ruffolo col pallone tra i piedi. Va Rovigo. Meta tecnica Rovigo. Guardate la osservazione di Jacob. Questo è quello che serve. Sorrisi. Meta tecnica, e adesso anche la conversione di Stefan Basson, per cui 13-9, qualche rodigino, buco centrale, attenzione di Pavan, il sostegno di Thompson, reverse pass, pallone che vaga, nessuno se ne in possesso, c'è un vantaggio, attenzione, Viadana, Ignacio Brex, deborda, semina Torres e va in meta. Veramente difficile questa trasformazione per Onson. Sembra buona però, sembra molto buona la traiettoria. Calcio perfetto, 16-13. Con l'inserimento di Roscoe McCann, flanker. Loro all'introduzione. Problemi in questo punto di incontro, viene scippato, lo vale Grigolo. Concentrazione dell'apertura viadanese, Argentina, classe 91. Soccorsa finisce presto. Sollecitati gli avanti, collisioni quasi meta di Parker, la meta tecnica, poi nulla più. Orson penso che possa entrare, sì. Ancora mediano di mischia, va a imbeccare Pavan, c'è un fuorigioco però per Rovigo. Eccolo lì, di emozioni e fibrillazione. Brian Thompson estrae dal cilindro un altro calcio interessantissimo. Viadana che riesce a trovare un'ottima spinta e un ottimo abbrivio. Punizione per Viadana sicuramente. Cicchinelli e De Marchi per Lubian, perché c'è De Marchi, forse è uscito Boggiani e non Ruffolo, perché vediamo che Ruffolo è ancora in campo. Lo capiremo fra un po'. Nel frattempo Rovigo ha un vantaggio, si sta muovendo pericolosamente nei 5 metri della Viadana. Chillon, Ruffolo, la meta del Rovigo, o perlomeno insomma di finale in crescendo per il team di Pick and Go viadanesi. C'è un vantaggio per Viadana, avanti i protagonisti in questa fase del match. Gregorio Thompson, intercetto di Denis Majstorovic, un'altra sfida, vedere un altro approccio, e Ormson, sebbene non convinto della scelta, la mette dentro. Scarico Krumov, Thompson, e qui finisce il match con il fischio di Elia Rizzo, le braccia al cielo del Viadana.